cavalli che si allineano per la partenza. Vedete che in molti rinunciano. Così dall'esterno c'è One Way che sta sopravanzando Maga degli Ulivi e Mannu del Pino, con Mannu del Pino che deve essere ripreso in mano, stava per sbagliare. Al comando c'è One Way, adesso Mannu del Pino che va a chiedere strada su One Way, che sarà ben felice di correre sotto, e così dopo 400 metri in 28,8. Mannu del Pino al comando su One Way, poi testa in corda Maga degli Ulivi, all'esterno sposta Iago B, seguito da Moschito Vita, poi ha spostato anche Oldenigo, si va molto piano, la corsa è lunga. Mannu del Pino, Andrea Vitagliano che percorre in 17,5 questi 200 metri, sta cercando naturalmente di accorciare il più possibile la gara. Vitaliano, Iago B va a accompagnare. Quindi marcia di trasferimento, i primi 800 vanno via in 1,39, cioè 35,1 per questi 400 metri, ancora 2 giri, la corsa così lunga sta venendo ipertattica. Altro paletto lento, vediamo il tabellone, 16,8. Mannu del Pino, Iago B, Huawei lì sotto, all'esterno Moschito Vita in schiena, poi Oldenigo. Non si vivacizza la corsa, anche quando siamo all'attacco del chilometro conclusivo, perché 16,1 questo paletto va via, e adesso andrà via la curva perché Mannu del Pino ancora è molto in mano, si va da 1,27, infatti anche questa curva va via in 16. Adesso in mezzo alla pista prova Oldenigo che sospinge Moschito Vita su Iago B e su Mannu del Pino, quarta ruota di Oldenigo, parziale questo è più svelto perché Mannu del Pino naturalmente reagisce, Iago B pure e Moschito Vita anche, sposta così Ontario R. Mannu del Pino con un mezzo parziale però ha rintuzzato gli attacchi a centropista, paletto in 14,6 per Mannu del Pino che si trascina One Way, che sembra per il momento la più pericolosa, è praticamente diventata tutta una volatona, con One Way che adesso va a provare ai 400 finali su Mannu del Pino, mentre si è liberato bene Ontario R. Mannu del Pino e One Way in lotta apertissima con Ontario R terzo in corda, Mannu del Pino al comando, One Way all'esterno, braccia e frusta per Mannu del Pino e One Way, dopo la curva in 14,5, One Way reitera l'attacco a Mannu del Pino che è stanco, One Way che sta premendo sul favorito Mannu del Pino di dentro, One Way all'esterno, i due sul palo simultaneamente, ma Mannu del Pino probabilmente riesce a respingere One Way. Terzo posto per Ontario R, 1,17,8, 29,3, 29,7, corsa praticamente di 800 metri. La vittoria per Mannu del Pino, Andrea Vitagliano, che ha respinto il tentativo di One Way, quindi 2, 6, 7 e poi quarto il 13 di Moschito Vita. È tutto per la quinta del San Paolo.